direi di iniziare questa giornata, una giornata sicuramente molto importante per me, per il mio partito, credo anche per la città, e quindi vi ringrazio di avere accolto questo nostro invito. Prima di tutto ringrazio chi ha lavorato per rendere possibile questa manifestazione, che credo sia fortemente partecipata, e quindi da questo punto di vista mi fa ben sperare rispetto alla sfida che abbiamo di fronte. Io parto con una battuta: finalmente si parte dalla campagna elettorale. Voi avete visto in questi giorni sostanzialmente un ritardo da parte mia nella presentazione di manifesti, di iniziative, perché come voi sapete c'è stata una discussione molto accesa all'interno del nostro partito sulla possibilità di dare una deroga alla mia candidatura. Noi abbiamo delle regole e si discuteva e abbiamo discusso all'interno nostro su questa possibilità. Io credo intanto che vada ringraziato tutto quel gruppo dirigente, tutta quella parte di Chioggia soprattutto, i militanti, i dirigenti, a partire dal nostro segretario Pino Penzo, ma estendo questo mio ringraziamento a tutto il gruppo consigliare e agli altri che mi hanno dato una mano e che hanno partecipato con forza, con calore, con impegno a questa sfida che avevamo, la prima sfida che avevamo di fronte. Naturalmente questo impegno è avvenuto anche in altre parti del territorio della provincia di Venezia. Finita questa iniziativa partecipo proprio all'estremo lembo nord della provincia di Venezia, andrò a San Michele in Tagliamento, proprio perché la mia campagna elettorale è una campagna globale per quanto riguarda la provincia, e il mio ruolo, il consenso che devo portare a casa lo devo conquistare in tutta la provincia di Venezia. Su questo punto, secondo, terzo mandato, io ho un'idea che spero sia condivisa anche da voi. Era impensabile che un territorio come quello di Chioggia, l'area sud della provincia di Venezia, non potesse avere sostanzialmente nessun candidato che avesse una possibilità di essere eletto consigliere regionale. Questa è la motivazione che ci ha spinto noi tutti a chiedere questa deroga. Naturalmente l'idea nostra è che non può essere che la politica si fa con la gestione burocratica delle regole. Ci sono prima di tutto le regole del buon senso politico, del perché si fa una candidatura di questo tipo. Voglio ricordare a tutti che l'area sud, e soprattutto Chioggia, non ha un parlamentare, non ha consiglieri provinciali, tutti i parlamentari sono concentrati nel comune di Venezia, abbiamo 12 consiglieri provinciali, tutti dei comuni di Venezia e della realtà di Mira, sicuramente realtà importanti che io rispetto, ma un partito serio, una coalizione seria si pone il problema di rappresentare in maniera omogenea tutto il territorio della provincia di Venezia, e credo che la realtà di Chioggia abbia titolo, volontà, impegno e storia per poter rivendicare questo tipo di iniziativa. Naturalmente io non posso dimenticare, anche se poi in politica bisogna guardare sempre avanti, che l'azione più dura, più forte, più negativa contro la mia terza candidatura è avvenuta purtroppo nel mio territorio, nella mia città. Io dico a casa mia. Capisco le rivalità, capisco le diversità, capisco il confronto duro in politica, capisco che a volte non ci può essere sempre condivisione rispetto alla politica, una persona. Non capisco, se mi lasciate passare però, la cultura che instilla, non dico l'odio, ma comunque un'idea di scontro totale nei confronti dell'avversario, della idea che si può degenerare nello scontro politico, nell'autodistruzione, perché poi alla fine corriamo il rischio che guerre intestine fatte all'interno del partito degenerino provocando non risultati positivi. Se la politica guarda avanti per arrivare a obiettivi condivisi certi, è la buona politica. Se poi la politica si riduce a uno scontro di tipo personalistico, teso a distruggere l'avversario, non va bene. È cattiva politica che allontana i cittadini
da noi, che non gli fa capire la sfida che abbiamo di fronte. E quindi credo che Chioggia oggi meriti e necessiti sicuramente di un consigliere del nostro territorio, del nostro partito, di una realtà che sicuramente in questi anni ha avuto difficoltà a un confronto politico, a un livello di rappresentanza importante a livello regionale. Guardate, dall'opposizione vale la pena ricordare quello che è stato fatto dalla mia azione, grazie anche e soprattutto a voi, perché se ho presentato 50 proposte di legge, di cui alcune, 11 circa, sono diventate leggi della Regione Veneto, se ho presentato 120 atti ispettivi, è sicuramente grazie allo stimolo, all'azione che mi è stata data dalla mia città, dai settori economici di questa città e soprattutto dalle persone che hanno a cuore le sorti di questo territorio e del territorio della provincia di Venezia. Vale la pena ricordare a tutti noi l'impegno che non è solo mio sulla difesa della sanità. Se oggi abbiamo una cardiologia, se oggi abbiamo un'emodinamica che ci mette al pari delle realtà del Veneto, è sicuramente grazie allo sforzo che abbiamo fatto qui nella città e a livello regionale. Se abbiamo difeso l'autonomia della nostra USL quando ci avevano già venduto, e grazie ai 5.000 emendamenti che hanno inchiodato il centrodestra, miei personali, il centrodestra, a una discussione diversa sul fronte della politica. Se oggi la piccola pesca corre il rischio di chiudere, ma è stata messa al centro del dibattito regionale e oggi tutti quanti stanno correndo per tentare di dare una risposta a questa situazione drammatica per l'economia, per le famiglie di questo nostro comparto tradizionale della pesca, e grazie all'emendamento che ho prodotto in Consiglio regionale all'ultimo bilancio, portando 500.000 euro, sicuramente pochi, ne servono molti di più, ma sono sufficienti intanto per aprire un confronto nuovo su questa tematica che era esclusa dal confronto politico a livello regionale. Se abbiamo messo 20 milioni di euro sul depuratore di Padova che inquina il nostro litorale, è perché ci sono stati 2 emendamenti del sottoscritto che hanno prodotto questo tipo di risultati. Se abbiamo messo 500.000 euro perché c'è bisogno di maggiore mobilità urbana nella nostra città, chi va a Chioggia oggi vede una città distrutta da una gestione dei lavori pubblici, ma soprattutto della capacità di muoversi all'interno del nostro tessuto urbano. Se abbiamo aiutato la città su questo fronte, non avendo nessun intervento e nessuna richiesta da parte del sindaco Romano Tiozzo, è perché c'era qualcuno che era lì, che pensava che fosse giusto potenziare il trasporto urbano, soprattutto nelle frazioni, nella nostra realtà. Se abbiamo fatto una legge sulla balneazione a difesa delle difficoltà dei nostri operatori turistici, è grazie a un'azione bipartisan messa in campo soprattutto dal sottoscritto. Come vedete, non sono parole, non è vero come qualcuno tenta di passare che la politica è uguale. C'è chi ci mette cuore, passione, impegno, conoscenza del proprio territorio e delle proprie radici dal punto di vista culturale e dal punto di vista sociale. Un punto deve essere chiaro: i nostri avversari non sono all'interno del Partito Democratico. Io non vedo negli altri che corrono all'interno, i 9 candidati del Partito Democratico sono compagni e amici di un'avventura importante che deve portare il Partito Democratico nel Veneto a un grande risultato. Lo deve portare a Chioggia, lo devono portare a Chioggia, perché è importante una risposta affermativa per dire no a questo modo di governare di questo centrodestra nel nostro territorio. I 9 candidati sono un patrimonio nostro e da lì dobbiamo partire per una grande rimonta e sfida nella politica di questa realtà. Allora, perché dico l'avversario